E guardate il comune come si preoccupa di coprire le voragini. Ma guarda questo, aiuto! Ho avuto paura. Adesso bisogna accelerare! Noi stiamo lavorando. E poi non stiamo faticando, non è che stiamo battendo tempo. Incidente! Sorry for the Mergellina? Di là, di là. Di là? A che c'è un soltanto Rotta. It's okay. It's okay. Impenna. Non impenna? Cioè ragazzi, ma come fate a non dirlo? Ma quanto è bella! Oggi ti porto in un mio cosa vuol dire guidare a Napoli. Però ci trasferiamo a Sorrento. Via! I semafori li rispettiamo con le vesti? Sì. A tutta birra. A tutta birra. Va bene, prendiamo la corsia preferenziale napoletana. Si vola. C'è lui che mi fa da ostacolo. Ma sviluppiamo tutti i 300 cavalli della Vespa 300. Giusto, funziona così. Se è 300 fa 300 all'ora. L'ultimo che arriva al prossimo semaforo paga. Vai. Lo sorpassa all'esterno. Prova la rimonta, Valentino. È la prima cosa, ragazzi, la sicurezza in strada, E guardate il comune come si preoccupa di coprire le voragini. Ci sta qualcosa dentro però. C'è il vuoto. Cioè ma spostiamoci da qua vicino. Secondo me se ne cade proprio la strada. Ragazzi, zio Vlado oggi offre a tutti, ha fatto soldi, commentate tutti quanti con i soldi di zio Vlado. Vi aspetto nei commenti, guardate come fate a ridere con un elemento simile. Ma gliene hai riprese le pantofole? Ma perché c'ha le pantofole? Non ci credo! Ma c'hai le Crocs, c'ha le Crocs! Ma che personaggio! Io faccio quello che voglio. Top speed della Vespa in salita, ragazzi. Comunque anche come freni, ragazzi, puoi frenare anche solo con l'anteriore. Ti dà una sicurezza. È uno zingaro, Vladimiro, per questo. Ti sei buttata alla napoletana tu. No, è una cosa che non ho mai fatto. È la prima volta che faccio una cosa così. Te lo giuro veramente. Io ho sempre rispettato la. E se non avessero l'aria condizionata? La sento fuori uscire, A few moments later. Cioè ragazzi, c'è un'acqua che non è che è blu, c'ha 5 sfumature di colori differenti. Mamma mia, fra, ci dobbiamo fare un bagno assolutamente. La curva orecchia a terra, la butto giù. Aiuto. Oh, guarda qua. Mamma mia. Però non sa con che ha a che fare però. Esce fuori con il corpo. Ma guarda questo, aiuto. Stava nella nostra corsia proprio. Hai registrato? È normale che stavo registrando. Ma questi sono pazzi veramente. Auguri. Ma non è una sposa. Ma si fa pesce! Era semplicemente vestita di bianco! Vabbè, ma prima o poi si sposa pure questo, no? Ma diciamo che la curva la fai proprio nell'altra corsia. Qua, bello qua. Faraider saluta i turisti invece. Sento bene pisciaiuolo a Ma che elemento! Sento puzzi pisciaiuolo! Madonna mia, guarda qua giù, Andre. Il vecchio e il nuovo, ragazzi. Che ora cacciamo il gomito fuori e la butta giù. E come i bambini piccoli, guardalo. Una chicane. Vai, buttala giù. Esce con il gomito. E c'è il potere della Croc.
Oggi saluterò tutte le vespe che vedo. Comunque ragazzi, la costiera con la moto è molto pericolosa. Io per questo non la faccio quasi mai. A parte che ho perso diversi amici qui. È una strada troppo pericolosa. Guardate questa, cioè ha fatto la curva completamente nell'altra corsia. Lasciando stare queste che sono curve visibili, ma prendi una curva simile. Noi siamo a 20 all'ora in Vespa. Con la moto non sei mai a 20 all'ora. Ed è problematico ragazzi. Se ti ritrovi in una situazione del genere rischi veramente tanto. Grande anche lei. Sì, no, ma si allargano ancora di più, capì? Già me ne ero reso conto, infatti ho iniziato già a bussare. Cioè ragazzi, dai, che spettacolo. Ehi bro, vuoi fare un carello? Ritenga Vespo, Fran, ti conviene con me. Buona! Buona! Se la vuoi alzare questa si alza. Tranquilla. Sì, perché quella è più grande e maggiore, questa è minore perché è più piccola. Probabile, non lo so, ragazzi, fatecelo sapere nei commenti perché maggiori e minori. Andrea, guarda che questo lo metterò nel video e se lo vede la tua ragazza succede un problema. Però oggettivamente. Vabbè no, cioè le bionde vanno guardate. Per attraversare. Prego. Adesso bisogna accelerare. Ah no. Arrivederci. Che bella. Oh, divieto di bussare. C'è il divieto di bussare. Ops. Ciao zio. Guarda che bella l'Italia. Sì, è bellissima, però non c'è un servizio. Però guarda che bella. E ti tartassano di tasse. Mi stare zitto, è bella. È bellissima, basta, hai ragione. Butto la moto a terra adesso, la moto voi, la Vespa. Ja, però veramente è bella, fra. Cioè, nulla da togliere. Non ci si può vivere, però è bella. Veramente è un peccato perché potremmo offrire tanto e vivere solo di turismo, tutta l'Italia intera, per la storia che abbiamo e per i paesaggi che abbiamo, la cultura alimentare che abbiamo, fra. Se la sognano, tutto ci abbiamo. Però in Germania vivono di turismo, che hanno le pecore e la birra, perché c'hanno le pecore in Germania, non lo so nemmeno, i krauti e gli hot dog, e vivono di turismo e noi non siamo capaci di vivere di turismo, ragazzi. Visto, guarda i turisti come sono gentili. Mi saluta. Sì, oh! Poi si vedranno anche su YouTube, devi sì. Andatevi ad iscrivere, oh ma mi spamma un po' il canale. Andatevi ad iscrivere, Ho avuto paura. Tu devi sempre salutare le persone per strada, perché così loro torneranno a casa col dubbio. Ma chi cazzo è che mi ha salutato? Alto livello proprio. Per dire stari? Alto livello. Per dire mentiri? Lo sa. Lo sa. Boom. Era il finale. Non lo so perché c'è da versaga. Oh! Incidente! Il panico! Ti sei scemi, Ragazzi, questo è uno dei posti più belli della costiera. Furore. Ma quelle case si affittano, si vendono, che? Fai, capi che valore inestimabile? E comunque questo è un ponticello che fuoriesce poi a mare, ragazzi. E da qui si possono fare i mega tuffi. Tu poco fanillo da qua ne volte. No, qua cannullicchio io mi butterei e basta. No, chi sta facendo? Io mi sono seduto. Com'è bellino. Ragazzi, avete visto Vlado sfrenato oggi, Vlado lo stiloso e anche Vlado il preoccupato. No. Ma cos'è il paradiso? Taglia la curva. Pure con le spalle da fuori. Amazon ha dimenticato un pacco? Qui c'è un altro pacco. No, ma perché non sta salutando più nessuno? Ah, questo è Positano, ecco perché. C'avete la puzza sotto al naso, c'avete tutti qua. Bravi a tutti qua. Ah, uno gentile che saluta. Sorry, where is Positano? Grazie, buona serata. Oh, sta chi la macchina te sta azzeccando. Accostate, fate leva la macchina da dietro. Vai zio! Ah, se te fammi a casa, te fammi. Ma tu perché urli e ti metti in mezzo, amo? Stanno divertendo, noi stiamo lavorando. Eppure noi stiamo faticando, non è che stiamo battendo tempo, e poi state a pinta loro un po' a sta strada,
Oh, chi mai? A strada, non dire segnale. Questo cosa vuol dire guidare a Sorrento? Sarà bello croccante! Yeah, croccante! Yeah, croccante! Uscirà uno dei video più ignoranti del canale. Oh, Andri. Divina, oh mio Dio. Ricordiamo agli amici di Valentina Gruppo il salente più bello della figa. No ragazzi, non c'è nulla di più bello. Moto sono le moto, ma la figa è la figa. Oh no, hai ragione? Visto? Ha detto anche l'amico, l'ha detto. Uomo, ma rubano piezze in due piatti. Ma se vi prende una fettina di pane dal tavolo di qualcuno? Favorito. Sono cavolo, sono molto ricontentissimo. Vado, ma la stai investendo apposta? No, se stai così ci devi fare pace. Perché se ci fai pace, vedi, sorridi. Come si dice? Smile. Smile. Se stai, vedi. Ci ha fatto pace, per questo stavo sorridendo adesso. Ui, ero vai, Carle. Mannaggia, se viene a faccia a terra, Carletto, cinese con la caschetta. Con la GoPro. Grandi! Valentino Pezzi, iscriviti al canale! Ho fatto un nuovo iscritto! Si vola! Ragazzi, guardate da dove ci affacciamo adesso. Che spettacolo, ragazzi. È molto bello. Ciao! Ciao. Ragazzi, questa c'erano due sberle al fidanzato perché non gli ha saputo fare le foto al tramonto. Bellissimo! Che non la pieni! Vai! Vai! Ma qua la situazione qui sta degenerando, ragazzi! No, però pure dalla Vespa così no! Cioè, cinquantino special preparato, Piano di Sorrento, arriviamo! Ah, non possiamo correre però, perché qua è piano di Sorrento. La guida più forte di Napoli. Spaccate, ragazzi, guardate, grazie a zio Vlado cosa vi porto a vedere oggi sul canale. Mamma mia, spettacolare. Later. E facci me, Frida, vai. Abbracciami, va bene, abbracciami. Ti ho dovuto cedere anche la mia camicia a Carlotta. Ragazzi, io ve lo ricordo sempre, non vi fidanzate. Iscrivetevi al canale. E iscrivetevi anche al canale. Canta per il popolo di YouTube. Me l'hanno copyright perché faccio la qua. Oh, fai paura! Turno dove la passa vivo, tu casi e bucchine senza coro, ciò fai male, e marinare. Basta tu cazzo che non c'ha rizze senza te, allisciamo su bebè.